Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questa edizione Flash Live 19:20 per chi ci ascolta e ci vede in diretta. Andiamo subito a vedere cosa è successo. Le attività del gruppo Danieli non contemplano in alcun modo la produzione diretta di materiale bellico e i contratti stipulati non prevedono mai il coinvolgimento nelle scelte di produzione dei clienti. Lo ha scritto il gruppo Danieli in una nota diramata oggi, dopo che nella serata di ieri il Ministero della Difesa ucraino sul suo account Twitter aveva criticato la società basata in Friuli, sostenendo che essa collabora ancora con gli stabilimenti russi, fornendo attrezzature per la produzione di sottomarini nucleari e blindature per carri armati. Nonostante i primi razionamenti di acqua lungo il fiume Meduna in provincia di Pordenone, la situazione resta assolutamente di emergenza e quanto emerge dal consorzio di bonifica Celina Meduna, che da lunedì ha ridotto da 2 a 1 sola ora per ettaro al giorno l'irrigazione nei campi bagnati con l'acqua del torrente. Quanto a razionamento idrico è già in corso da 2 settimane anche nella zona del consorzio irriguo del Cividalese in provincia di Udine. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid odierni per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia: 1514 nuovi casi di positività, 201,20 dai 3273 tamponi molecolari processati, 1313 casi evidenziati dai 4064 test rapidi antigenici realizzate. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 99. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi. Ora cambiamo completamente argomento, parliamo di trasporti, novità per quanto riguarda la presenza dei mezzi pesanti. Oggi ha riferito il tutto l'assessore regionale Pizzimenti, servizio. Assessore Pizzimenti, un provvedimento apripista del Friuli Venezia Giulia che ha richiesto un confronto con la Commissione europea. Sì, un confronto anche lungo perché è durato qualche anno, dal 2019 che stiamo tentavamo di ottenere questo risultato. Siamo i primi in Italia, anzi i primi in Europa, che per dire la verità ci stanno anche richiedendo di copiare quello che stiamo facendo, Spagna e Lussemburgo in particolare, quindi un grande risultato per un grande traguardo che noi chiedevamo da tempo ma che finalmente è arrivato. Un provvedimento che tutela i cittadini, tutela l'ambiente e aiuta le imprese. Si tutela un po' tutti perché il trasporto delle brame, per esempio in questo caso da camion, quindi da gomma a ferro, quindi ferrovia, ma anche a nave, dà la possibilità di minor incidenti sulla strada, minore inquinamento, maggior sicurezza, certezza del trasporto da una parte all'altra, quindi tanti obiettivi in un colpo solo. Un investimento di 15 milioni di euro. Assolutamente sì, 15 milioni di euro in 3 anni sono cifre importanti sulle quali ovviamente investiamo, ma con la certezza di ottenere un risultato importante. Basti pensare che riusciamo a togliere dalla strada oltre 70.000 camion all'anno, quindi un numero fondamentale per la sicurezza, la salute dei nostri cittadini. È tutto, grazie per l'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.